tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovissimo game. Come potete ben vedere ci troviamo proprio oggi immersi all'interno di un paesaggio del tutto rurale, una fantastica foresta di Sherwood proprio davanti a noi, con un bel masso di circa 50 kg appunto nelle nostre mani e un po' quindi di fantasia per iniziare a continuare, anzi a descrivere e interpretare questa nuovissima avventura. Allora, come avete ben potuto leggere dal titolo, quest'oggi ci troviamo all'interno di un titolo molto innovativo, un titolo abbastanza interessante per quanto riguarda la mia opinione. Vi ho domandato appunto delle opinioni su questo titolo e dei pareri, ovvero Rust, il gioco che appunto stiamo giocando quest'oggi. Vi ho domandato dei pareri riguardanti questo gioco proprio su Euro Truck Simulator 2, vi ricordate, proprio nel Fuck You Time, e mi avete detto che appunto è un gioco molto interessante, un gioco che nonostante tutto sia ancora un alfa. Potete notare appunto la striscetta in alto a destra in verde, è un alfa di questo gioco che sicuramente imposta ottimi propositi per il futuro. Allora, innanzitutto vediamo di darci da fare. Il nostro personaggio è un personaggio molto particolare, sicuramente sarà un turista sperduto in quest'isola con ottime intenzioni per sopravvivere in tutti i modi e appunto ci ritroviamo dispersi con un'unica pietra, una sorta di selce, la quale ci aiuterà ad effettuare tutte le nostre attività giornaliere, come per esempio raccogliere materie prime, procurarci del cibo, riuscire a costruirci un rifugio e magari addirittura fuggire da quest'isola, se appunto è un'isola, perché appunto non abbiamo neanche una mappa di questo immenso luogo all'interno del quale ci troviamo. Abbiamo ottenuto anche un kit medico, probabilmente nel Boeing 555 che sorvolava il Pacifico abbiamo rubato questa sorta di kit medico mentre eravamo in bagno. Ci sarà utile perché sicuramente questo è un luogo dove fiere combattono contro fiere e sicuramente noi qua in questa sorta di ubicazione sconosciuta non siamo né un uomo nient'altro, quindi sicuramente siamo al pari delle bestie. Quindi attenzione ragazzi a quello che facciamo intorno a noi, la posizione potrebbe essere molto sospetta, nonostante la bellezza di questo fantastico paesaggio potremmo essere accolti da forze misteriose, ma soprattutto anche da animali molto pericolosi. Siamo riusciti a creare anche una piccola torcia, date un'occhiata alla terza icona in basso, sarebbe il nostro inventario, una scorciatoia molto veloce. Questa terza icona serve appunto per accendere una torcia. Abbiamo creato probabilmente in passato una torcia con del cherosene proveniente dal serbatoio dell'aereo e quindi quando le ore notturne arriveranno, si faranno sentire, l'aria della sera diventerà più fresca, cercheremo quindi di sconfiggere lo scorbuto della notte con questa splendida torcia. Allora, è un gioco ragazzi molto particolare, io l'ho provato da parecchie ore, sicuramente l'ho acquistato 2 giorni fa, però ho visto davvero tanti gameplay su questo gioco e mi poteva interessare. Nonostante tutto è un alfa, ci sono buoni propositi per produrre un gioco davvero meraviglioso, sempre riguardante quest'ambito della sopravvivenza, però ovviamente ci sono ancora molte cose che sicuramente dovrebbero essere migliorate. Quindi ragazzi il nostro compito è semplice: sopravvivere. Come si fa a sapere se possiamo sopravvivere o no? Date un'occhiata in basso a destra, abbiamo appunto una bella icona della salute e una bella icona della fame che continuano a scendere nel momento in cui facciamo attività sempre più faticose. Ovviamente scavare in un tronco d'albero con una bella pietra di 50 kg produce stanchezza, che si traduce sempre in un consumo molto accentuato di calorie. Allora, per ripristinare la nostra salute, quindi recuperare la nostra barra del cibo, è necessario mangiare. Però questo è il problema in questo luogo. Che cosa possiamo mangiare qui intorno? Sicuramente ci sono solo alberi, piante, erba, non ritroviamo quasi nulla di commestibile. Quindi ragazzi è meglio che appunto prendiamo la nostra pietra, la conficchiamo in una delle nostre belle tasche e ci mettiamo a fare un bel viaggetto magari nei meandri di questo splendido paesaggio. Allora, è un gioco per chi non lo conoscesse che si basa molto sull'intrattenimento a server. Intanto qui abbiamo una bella roccia probabilmente di basalto e sicuramente questo fattore dei server può essere sia positivo che negativo. Allora, certamente esistono diversi server. Io per adesso sono entrato nel primo server italiano che ho trovato perché sicuramente mi piace giocare con delle persone che parlano la mia stessa lingua, ovviamente mi viene molto più semplice. Quindi se avete potuto ben intuire è un gioco che è esclusivamente multiplayer. Sono entrato in un server, quindi una stanza di circa 50 persone, però per adesso ce ne sono solo esclusivamente 10-12 e ovviamente non è mai un male giocare con poche persone, perché in questo gioco non solo ci saranno le fiere che ci cercheranno, ci cacceranno, ma sicuramente ci saranno anche gli uomini che ovviamente ci trattano come un lupo tra i lupi. Quindi attenzione ragazzi che potremmo addirittura combattere contro altre persone della nostra stessa specie. Quindi bene, allora io direi che abbiamo raccolto abbastanza legno per adesso, circa 130 unità di legno possono andare abbastanza bene, ci stiamo stancando un po' troppo, quindi è meglio andare a cercare direttamente qualcosa da mangiare. Come avete visto il gioco è in inglese per adesso, però ciò non è un problema, l'inglese ormai è diventato una lingua internazionale, quindi ovviamente lo conoscono tutti. Allora vediamo di procedere. La nostra torcia è meglio non utilizzarla ragazzi, il cherosene che c'è appunto intorno alla patina
macchina superiore, probabilmente si esaurirà col tempo, quindi attenzione a quando lo utilizziamo. Allora, perfetto, questa è una zona, come dire, un server già aperto da diverso tempo, quindi potete vedere quelle sorte di, come dire, costruzioni rudimentali, artigianali sono state create da altri giocatori, ma la cosa che mi piace di questo gioco è la possibilità inventiva, ovvero la fantasia di ogni giocatore può essere disposta secondo diversi piani. Vediamo adesso di recuperare più minerali possibili. Io ragazzi di solito quando gioco a questo gioco è da 2 giorni, quindi mi sembra un po' prematuro parlare di esperienza, però sicuramente già ho capito come funziona. Una pecca che ha questo gioco ragazzi sicuramente è la vastità del paesaggio, che non è ben compensata con la presenza di animali commestibili per esempio, perché potremmo mangiare esclusivamente quelli per adesso, quindi dovremmo vedere di trovarne qualcuno, quindi cerchiamo di stare attenti. Intanto abbiamo raccolto sempre più legno ragazzi, non preoccupate se stiamo facendo dei boscaioli anche senza casacca a quadrettini rossi, probabilmente siamo a petto nudo perché come potete ben notare dalla nostra icona dell'inventario, dell'armatura, non abbiamo né nulla in testa né nulla nel petto, niente nelle gambe, niente negli stivali, quindi siamo esclusivamente nudi. Dobbiamo cercare qualcosa da mangiare per adesso. Allora vediamo un pochettino, un'altra roccia da quelle parti, sicuramente si notano le rocce differenti, le rocce che possono essere quindi cavate all'interno e le rocce ovviamente normali. Allora vediamo di procedere. Allora quell'icona che avete visto appunto in passato, ecco, vediamo di procedere da quella parte che mi sembra una zona molto più produttiva. Allora, visto che per adesso abbiamo ancora 900 punti di fame che stanno pian piano scendendo, pian piano che corriamo, è meglio procedere verso questa direzione. Spero che più avanti ragazzi metteranno anche una mappa in modo tale da farci orientare sempre meglio. Allora, sicuramente questo fatto che ci sono anche diverse, come dire, diverse case da queste parti di alcuni giocatori mi rincuora, proprio perché questa zona deve essere quindi popolata da animali, quindi risorse, quindi cerchiamo di essere positivi. Allora, vediamo di raccogliere ancora un altro po' di minerali, perfetto, siamo nella foresta di Sherwood, Robin Hood e Little John sono appunto in cima agli alberi che si divertono con le loro frecce e cercheremo di imitarli anche noi più avanti, magari creando un bell'arco, un bel pugnale, qualcosa del genere, perché ovviamente in questo gioco le possibilità di creazione e di... Sentite ragazzi? Beh, questa è un'altra caratteristica di questo gioco. Ovviamente non ci troviamo in un'isola, in una zona completamente desolata, esclusivamente probabilmente una zona colpita da radiazioni. Potete vedere l'icona in basso a destra che ci indica appunto la presenza di radioattività proprio nelle circostanze. Essa probabilmente potrà diminuire la nostra vita e quindi cerchiamo di giostrare bene questa sorta di caratteristica passiva del gioco. Allora, attenzione, vediamo cosa c'è da queste parti. Attenzione che forse da quella parte sono riuscito a vedere qualcosa, ragazzi. Forse siamo riusciti a notare un bel maiale davanti a noi. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Allora, intanto le persone guardate come si sono sbizzarrite nella creazione. Allora, vediamo. Sì. No, è un lupo, maledizione. Ragazzi, mi sa questo ci fa secchi. No, ci sta inseguendo, maledizione, è un lupo. Ecco, ragazzi, non possiamo affrontare un animale di questo calibro appunto con una semplice pietra di 50 kg, anche se gliela tirassimo in testa non riusciremo a fare un granché. Allora vediamo da queste parti, eccola ancora, ce l'abbiamo dietro di noi, ci stiamo gettando nella zona piena di radiazioni, vediamo di passarlo, ancora continua a strillare dietro di noi, vediamo se possiamo andarcene, dobbiamo trovare una pietra al di sopra di essa, nasconderci, presto, ancora lo sentite come continua a ululare, maledetto, presto, vediamo da queste parti cosa possiamo trovare, mamma mia, ancora che ci insegue, vediamo di procedere. Oh, l'unica via di fuga è una pietra, ragazzi, dobbiamo salirci al di sopra, presto, da questa parte niente, mannaggia, vediamo da queste parti, ok, è che probabilmente ancora non abbiamo nulla per combattere un lupo del genere, quindi sicuramente dobbiamo attendere qualche attimo, ok, eccoci, ci rivedremo appena costruirò il mio revolver, amico mio, la pistolona di Jigen, a breve ce la costruiremo, avanti, eccoci, bene, vediamo se siamo riusciti a salvarci, dov'è questo dannato lupo, attenzione, forse siamo riusciti a svignarcela, ragazzi. Perfetto, attenzione che da quelle parti probabilmente c'è un altro giocatore che continua a girare. Va bene, allora siamo riusciti a fare del nostro meglio in una bella corsa. Vediamo se riusciamo invece a vedere un pochettino se possiamo ottenere qualcosa da mangiare e magari iniziare la costruzione del nostro primo rifugio. Certamente io vorrei iniziare a costruire un rifugio, ragazzi, in una zona abbastanza idonea, magari dove ci sono materie prime, quindi vediamo di aggirarci appunto qui intorno. Allora, vediamo, cosa c'è in questa zona? Sembrano essere zombie questi, Vediamo. A quanto pare è una zona con una radioattività abbastanza elevata. Potete vedere che ci sono svariati zombie appunto da quelle parti. Eccone appunto un altro qui appunto accanto a noi. Mi sa che questa zona è completamente ostile agli esseri umani. Ci rivedremo quindi nel momento in cui riusciremo a produrre qualcosa di interessante. Infatti all'interno della nostra barra del crafting, ovvero della nostra barra di produzione, esistono anche diverse armi che sono possibili preparare. Quindi mi sa che questa zona è completamente ostile a noi stessi. Allora vediamo di passare quindi oltre. Vediamo di trovare qualcosa da mangiare che completamente sia a secco,
ragazzi, stiamo finendo la benzina all'interno del nostro serbatoio. Allora, vediamo, infatti quelle devono essere abitazioni proprio prodotte, costruite da qualche altro ragazzone, appunto simile a noi stessi. Vediamo dov'è il sole, ragazzi, eccolo appunto in cielo, probabilmente si ritrova, dobbiamo utilizzarlo come mezzo di riferimento, ragazzi, perché per adesso non ci sono grosse possibilità di orientamento. Allora, vediamo di procedere da questa parte. Oh, guardate che bella costruzione che sono riusciti a realizzare i nostri ragazzoni qui a destra. Allora, vediamo, andiamo da quella parte, mi sa che c'è qualcosa di interessante vicino a quelle querce. Ok, vediamo un pochino alla grande. Intanto le radiazioni stanno per scemare sempre pian piano nel momento in cui andremo a lasciare la nostra zona, come dire, colpita maggiormente da questo fenomeno. Perfetto, andiamo. Non so, ragazzi, ma questo gioco mi ha colpito davvero tanto per quanto riguarda l'ambientazione, anche se io in questo periodo sto leggendo un manga davvero che è molto simile a questo genere. Come dire, sto leggendo un manga appunto Cage of Eden, che proprio raffigura queste stesse questo stesso ambito ovviamente della sopravvivenza. Però certamente dobbiamo stare molto più attenti, non possiamo vagare qui intorno come nomadi, dobbiamo certamente trovare qualcosa. Vediamo se da queste parti c'è qualcosa di interessante. Ecco appunto cosa vi dicevo, attenzione! Sentite? C'è uno zombie proprio dietro di noi che ci insegue. Eccolo là, maledetto. Vediamo di lasciarlo appunto dietro. Bene, dobbiamo trovare qualcosa di importante, maledizione. Allora, abbiamo raccolto un bel po' di minerali. Non siamo stati sfortunati per quanto riguarda questo punto di vista. Però vorrei trovare qualcosa da mangiare, maledizione. Senza benzina non si va da nessuna parte. Ecco, proprio questo vi dicevo, ragazzi. Di questo gioco mi piacerebbe che ci fossero, come dire, più roba da mangiare. Magari più roba commestibile. Non so, potrebbero implementare anche delle bacche. Magari anche degli esseri inorganici da poter mangiare. Tipo altri vegetali, non solo carne animale. Vediamo se invece siamo fortunati e troviamo magari qualche carcassa di maiale, qualcosa del genere, maledizione, perché proprio siamo un pochino sfortunati quest'oggi. Vediamo se possiamo procedere. Ce la stiamo facendo un'ora di corsa, proprio resistenza completamente elevata. Vediamo un pochettino da questa parte. Mi sa che ancora non c'è ombra di niente. Vediamo un pochettino da questa parte, vediamo se ci possiamo fare qualche altro bel passo in avanti, perché è inutile stabilire un bel luogo appunto di creazione senza aver definito una bella zona di caccia. Vediamo un po', ancora niente, ragazzi. Facciamoci qualche passo, vediamo se possiamo trovare qualcosa di interessante magari più avanti. Ed eccoci, ragazzi, dopo qualche altro metro, finalmente un cervo davanti a noi, un bel esemplare maschio da poter mettere sotto i denti. Però purtroppo un esemplare del genere non può essere cacciato con una semplice pietra del genere. Che facciamo? Gliela lanciamo addosso, gli rompiamo una gamba, gli rompiamo le corna? Che cosa possiamo fare, maledizione? Potete ben notare all'interno della nostra barra del crafting che ci sono particolari armi, come per esempio l'arco, che potrebbero essere molto utili in questi casi, come per esempio, eccolo qua, Hunting Bow. Però per realizzarlo serve ovviamente della pelle, cloth, che sicuramente potremmo trovare uccidendo qualcosa di più semplice come un maiale, qualcosa del genere. Le frecce già le possiamo ottenere con delle pietre e ancora del legno, però come dire, un arco ancora non possiamo definirlo, quindi sicuramente il cervo potrebbe farci recuperare un bel po' di vita e soprattutto un bel po' di fame, però certamente ancora non possiamo cacciarlo, ragazzi, perché è molto veloce. Attenzione! All'orizzonte un bel maialino, eccolo qua, arriva il lupo, amico mio, non riuscirei a costruirti una bella capanna. Vediamo se possiamo ammazzarlo. Eccolo qui, eccolo, è la nostra cena, ragazzi. Vieni qui, amico mio, vieni. Oh, l'abbiamo beccato. Fermati, maledizione. Sono mesi che non mangiamo, maledizione. Abbiamo una fame che non ci vediamo dagli occhi. Guardate come corre. E che ha una corazza d'ebano di Skyrim questo addosso, maledizione. Fermati, olè. Siamo riusciti a prenderlo, ragazzi. Potrebbe essere la nostra salvezza. È una zona, una prateria abbastanza, come dire, piena di cacciagione, e possiamo sicuramente recuperare qualcosa. Mi dispiace di averlo ucciso, amico, caro amico, però sicuramente qui vige la legge del più forte, non possiamo sembrare deboli. Allora, vediamo di recuperare tutto ciò che possiamo da questa bella carcassa di maiale e utilizzarla magari in un prossimo futuro, ragazzi. È stata davvero una manna dal cielo questa bella carcassa. Ottimo! Allora, vediamo quello che abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato ottime cotolette di pollo, abbiamo recuperato grasso animale e anche della pelle. Vediamo se possiamo realizzare il nostro arco, ragazzi. È stata proprio una manna dal cielo. Hunting Bow sarebbe arco da caccia. Craftiamolo. Allora, ragazzi, 15 secondi appunto di realizzazione del nostro oggetto. Ottimo, adesso creeremo anche delle frecce. E mi ricorda molto questo. Io mi sono ispirato a questo gioco perché mi piace molto leggere manga del genere come Cage of Eden. Non so se lo conoscete, ragazzi. Parla ovviamente di alcuni ragazzi che precipitano in un'isola deserta e devono cavarsela da soli. Quindi mi ha ispirato molto davvero questo genere ovviamente di fumetti anche a questo gioco, e per questo appunto l'ho voluto acquistare, anche se siamo appunto in una fase alfa dove il divertimento è un po' limitato, però davvero è molto interessante.
provare questo gioco mentre appunto sta per essere sviluppato, magari vedere un pochettino i buoni propositi che ci sono per poi migliorarlo, dare anche dei consigli per vedere un po' come possono migliorare questo gioco. Sicuramente i buoni propositi ci sono. Comunque è davvero un gioco molto particolare, ancora ovviamente non esprime tutto il suo massimo valore. Comunque ecco 8 frecce da caccia, il nostro arco è pronto ragazzi, finalmente. Mi ricorda un pochettino Turok, Dov'è quel dannato cervo che si ritrovava da queste parti? Allora, quello deve essere un lupo là sotto ragazzi, però io con un arco non ho mai tirato, non vorrei morire perché ragazzi qui davvero quando si va a morire certamente si perde tutto. Quindi prima costruiamo la nostra casa e dopo andiamo a cacciare. Quindi vediamo di trovare un posto abbastanza idoneo. Qui ovviamente è una zona abbastanza... Eccolo ragazzi la nostra cena. Vediamo se possiamo beccarlo. Beccati questo. Attenzione che scappa ragazzi, sta scappando. Beccato. L'abbiamo ucciso ragazzi. Maledizione, sto sprecando un'altra freccia. Allora, l'abbiamo preso. Vediamo di recuperare quello che possiamo davanti a noi. Allora, vediamo di recuperare un po' quello che appunto si può recuperare da questa carcassa di cervo. Credo che sia un cervo, sì, un cervo un pochettino, credo che sia maschio, perfetto. Allora vediamo di recuperare tutto quello che possiamo. E adesso ragazzi basta con la caccia, ce la siamo cavata abbastanza bene. Intanto guardate le frecce alla tipo indiano, alla tipo mago e toro seduto. Allora la nostra casa la costruiremo ragazzi qui. Allora proprio io avevo intenzione di creare una casa al contatto con la natura stessa, magari su più piani per riuscire a interagire con questa bella roccia. Il fatto che non essendoci ancora una bella zona appunto di, come dire, di analisi, magari una bella zona di orientamento, è meglio capire più o meno dove posizionare la nostra casa. Allora io la posizionerei qui ragazzi, proprio vicino a questa roccia centrale, vicino a questa quercia, per capire che appunto si ritrova da queste parti. Allora vediamo quello che possiamo fare. Lì addirittura c'è altra legna, benissimo ancora. Siamo affamati ragazzi, potete vedere l'icona della fame è appena adesso apparsa, quindi sicuramente dobbiamo darci da fare. Allora vediamo di raccogliere ancora qualche altro bel legnetto, benissimo. Sicuramente questo gioco mi piace molto perché non solo c'è la possibilità di avere fame, c'è anche la possibilità di sentir freddo, di sanguinare, quindi utilizzare bende per riparare la ferita, per rimarginare la ferita. Si possono rompere gli arti, quindi magari quando si cade da una montagna, da un precipizio, e quindi davvero molto interessante anche questo ambito. Ancora delle pietre ragazzi, finché abbiamo energia in corpo è meglio recuperare quello che possiamo. Perfetto, bene 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 ragazzi, davvero nonostante sia un alfa questo gioco non è ancora molto popolato. Questo server ho voluto scegliere come primo video un server non molto popolato perché volevo appunto farvi vedere il gioco. Poi magari se vi piace ragazzi, infatti non so ancora se realizzare un unico gameplay o magari una serie, quindi magari fatemi sapere le vostre opinioni. Allora io direi intanto di realizzare un fuoco da campo. Eccolo qui, vediamo di costruirlo immediatamente, perché sicuramente ci darà la possibilità di cucinare queste belle braciolettine. Braciolettine non siamo in macelleria, ma sono delle ottime cotolette di pollo, danno 80 calorie però meno 10 di vita, perché sicuramente non possono essere mangiate. Credo voi ve la mangereste ragazzi una cotoletta di maiale comprata, neanche comprata dal macellaio, presa direttamente da un cervo, una cosa del genere, quindi davvero una cosa folle. Però vediamo di mettere un bel fuoco da campo proprio da queste parti. La nostra casa sarà costruita vicino alla roccia, un fuoco da queste parti. Ancora è giorno ragazzi, il sole sta tramontando però, vi ricordate che prima era un pochettino più alto? Allora, vediamo un pochettino, devo capire come si usa. Allora, ignite dovrebbe essere quindi fuoco, qualcosa del genere, open. Allora, gli abbiamo messo dell'ottimo legno, vediamo se possiamo cambiare, splittare, chiamiamo splittare, suddividere in diverse parti queste belle cotolette. Proviamone una, vediamo se possiamo metterla. Cucina, ne cuciniamo 3 ragazzi, ce le portiamo anche dietro per avere delle scorte. Perfetto, vediamo se possiamo far tutto. Allora, che cos'è quest'icona? Probabilmente charcoal, deve essere carbone bruciato, qualcosa del genere. Allora, vediamo di continuare a fare quello che possiamo. Vediamo di carbone, non è che ci sono miniere di carbone da queste parti, vedremo, da queste parti. Possiamo metterne ancora da... no, ok. Speriamo che si possa accendere ragazzi, vediamo. Eccolo, 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 maledizione, non abbiamo del carbone. Vediamo se invece possiamo farcela da questa parte. Vediamo se invece cosa abbiamo preso qua. Metallo, pietre, maledizione. Vediamo se possiamo accenderlo così. Vediamo ignite, cioè avevo visto ignite prima mi sembra. Eccolo, vediamo se possiamo mettere, eccolo qui, ignite. Perfetto, l'abbiamo acceso ragazzi, davvero sono sorpreso, credevo che ci volesse anche il carbone, però stiamo cucinando probabilmente le nostre principali cotolette, speriamo di non bruciarle direttamente, però continuiamo a craftare qualcosa di interessante, come per esempio le nostre principali fondazioni per la nostra casa. Abbiamo bisogno di wood planks, devono essere delle travi in legno. Le travi in legno le possiamo trovare da questa parte, vediamo di costruirne ben 5 con 10 secondi, perfetto. Quindi stiamo cucinando le nostre cotolette,
il fumo, si sentirà l'odore, quindi si sentirà a chilometri, ragazzi. Sicuramente i nostri cari ragazzoni che si ritrovano da queste parti, gli altri che appunto popolano questo server lo sentiranno e ci daranno quindi magari il benvenuto, oppure ci spareranno un proiettile proprio dritto dritto in testa. Quindi cerchiamo di stare attenti, perché nonostante tutto può essere anche che gli avversari, le persone che ci sono appunto qui intorno ci caccino, quindi per rubare tutto quello che abbiamo raccolto. Allora vediamo se abbiamo fatto quello che possiamo. Intanto come va qua la carne? Vediamo un pochettino, apriamo la cucinata, perfetto. Vediamo di raccogliere il tutto, benissimo, mettiamone altra sul fuoco, ottimo, split, split e split. Ancora, vediamo di raggrupparla come meglio possiamo, vediamo di metterle tutte da questa parte e continuare a cucinare. Abbiamo creato dei residui, quindi del carbone, continuiamo a lasciarle da queste parti. E allora, vediamo di ragionare, craftiamo qualcosa, vediamo un po'. Allora, nella sezione della creazione delle fondazioni, io direi di crearne per adesso una. Creiamo una casa, ragazzi, io volevo crearla per adesso abbastanza grande, su 3 tipologie di fondazioni, però vediamo un pochettino come fare. Intanto 50 secondi, quindi ragazzi, è un gioco davvero molto interessante, potete vedere che possiamo divertirci come vogliamo, abbiamo una grande possibilità di creazione, di cacciare, magari poi più avanti entreremo in contatto con altri giocatori. Comunque, fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda questo gioco. Intanto ci siamo allontanati dalla foresta di Sherwood, Robin Hood e Little John l'abbiamo lasciati lontano da noi. Adesso ci stiamo divertendo un po' con la carne, ci stiamo divertendo a fare un pochettino i cuochi qui all'aperto, come dire, tipo Boy Scout, però adesso vediamo di costruire una bella casetta per iniziare a darci da fare, proprio perché ovviamente esistono davvero diverse tipologie di costruzione. Adesso voi vedete la possibilità di costruzione è davvero molto limitata, però alcuni miei amici mi hanno detto che è possibile trovare tipo delle ricette per costruire ancora oggetti molto più rari o oggetti molto più complicati. Comunque abbiamo costruito, mi sembra, la prima fondazione, vediamo un pochettino se è vero, diamo un occhio, vediamo, perfetto. Intanto mi sa che abbiamo raccolto, possiamo raccogliere, no, maledizione, lo dimentico sempre. Allora apriamo, abbiamo ottenuto anche gli ultimi pezzettini di carne, perfetto. Allora vediamo un pochettino come possiamo fare a mangiarli. Ci sediamo a terra tipo World of Warcraft quando si mangia. Scherzavo, ragazzi. Allora vediamo un pochettino. Allora questo cibo, chiamiamolo, mangiandolo ti soddisferà per quanto riguarda la tua fame. Questo item ha delle proprietà antiradioattive, perfetto. Consumandolo abbasserà il tuo livello di radiazione, esso provvederà quindi a minor vita. Va bene, proviamo a mangiarlo, ragazzi. Non penso che un pochettino di carne di maiale cucinata ci possa far male. Vediamo un pochettino, la nostra fame è aumentata, ottimo. Vediamo di mangiarne ancora un pochettino, vediamo, portiamola al massimo. Io direi ancora di mangiare, ragazzi, abbiamo ottime possibilità. Questa dannata fame che continua a scendere è un problema. Non so, ragazzi, quando troveremo ancora da mangiare, quindi è meglio portare al massimo questa nostra icona del cibo per non avere problemi poi più avanti. Allora, 2400 punti, abbiamo addirittura l'icona del comfort. Allora, questa bella fondazione, eccoci qua. Allora, io direi, ragazzi, di posizionare la nostra casettina magari qua sotto, proprio vicino all'albero, o no? Allora, proprio qua, va bene, può andare tra l'albero e questa bella zona. Allora, in modo tale da usufruire i 2 piani, ragazzi, in modo tale da utilizzare la roccia come scala per sfruttare 2 piani. Allora, vediamo se possiamo farlo. Intanto, una prima fondazione da questa parte. Benissimo, eccola qua, ragazzi, potete vedere, guardate che figa. Adesso ne posizioneremo un'altra da questa parte e magari una terza da quest'altra parte, per vedere quello che possiamo combinare. Allora, vediamo se possiamo craftare qualche altra cosa. Il fuoco intanto tiene lontani gli animali pericolosi. Vediamo, intanto date un'occhiata, il sole che sta sempre andando verso giù, ragazzi, verso l'orizzonte. Dobbiamo essere rapidi nella creazione di quello che appunto vogliamo fare. Allora, wood, dov'è il mio caro amico legno? Eccolo qua, ne creiamo, ragazzi, un bel po', abbiamo tanto legno, vediamo un po', 15 barre possono andare a... no, 14, va bene. Allora, iniziamo a creare questa sorta di materiale secondario. Intanto stiamo sentendo un pochettino di freddo, ragazzi. Date un pochettino l'icona cold, ci fa capire che il nostro caro amico ha i brividi a fior di pelle. Quindi vediamo adesso con il cloth, ovvero la nostra pelle che abbiamo guadagnato, vediamo se possiamo utilizzarla come meglio possiamo. Sapete che il tempo qui è denaro, è sicuramente preziosissimo il tempo, non possiamo sprecare nulla, altrimenti andremo a perdere tutto quello che abbiamo fatto. Non sappiamo dove troveremo ancora da mangiare, non sappiamo dove troveremo ancora pelli, quindi attenzione. Allora, altre fondamenta, le fondamenta devono essere qua sotto, va bene, ne creiamo adesso altre 2, vediamo se ce la possiamo fare in modo tale da essere un pochettino più completi. Allora, 120 secondi, ragazzi, vediamo di introdurre intanto un altro bel discorso. Per quanto riguarda una bella maglietta serve, vediamo un pochettino che cosa, probabilmente ci conferirà ottima possibilità di difesa alle esplosioni, al freddo, ai proiettili. Questo è un pezzo di armatura, trascinalo sullo spazio corrispondente,
luce e nella finestra e ti darà protezione. I pantaloni, eccoli qua. Ovviamente vedete che è molto standard come gioco, ovviamente è uscito da poco, non sarà neanche un mese che è uscito, però sicuramente ci sarà molto da scoprire col passare del tempo. Allora, attenzione, workbench, sicuramente sarà un tavolo per realizzare qualcosa di importante. Comunque, date un'occhiata che ci sono anche barattolini di carburante, che sono utili sicuramente per creare fornaci e roba del genere, però davvero, per essere un alfa davvero lo considero un gioco abbastanza divertente per vivere, come dire, una vita così di sopravvivenza. Allora, sicuramente ragazzi dobbiamo crearci anche una Wilson, una bella palla con cui parlare, visto che siamo soli, tipo Castaway, il nostro grande Tom Hanks, perché altrimenti impazziremo. Quindi magari ci creiamo una bella Wilson, ce la mettiamo in un angolo della casa e ogni tanto gli parliamo. Addirittura si possono realizzare revolver, accette, all'arco l'abbiamo realizzato, un cannone, una specie di fucile a canne mozze, un fucile tipo avancarica, quindi sempre roba molto rudimentale, però sicuramente è molto importante magari utilizzarli più avanti. Allora, intanto vediamo un pochettino, non c'è nient'altro credo. Sì, perfetto, questi sono solo elementi per la costruzione di cancelli. Quindi niente, attendiamo quindi che termini la nostra realizzazione tra 30 secondi e vedremo quello che potremo combinare. Bene ragazzi, allora abbiamo completato altre due belle fondazioni, vediamo di metterle direttamente vicino alla nostra prima fondazione, come ci muoviamo, ok? Vediamo se possiamo farlo, ok, proprio quello che volevo, vediamo se possiamo farlo anche da questa parte, vicino l'avevo visto, perfetto, dai, benissimo. Allora, per adesso realizzeremo una casa su questi tre piani principali, il fuoco è ancora qui mi sembra, maledizione, le pile di fuoco, il sole sta tramontando ragazzi, dobbiamo velocizzare il nostro processo. Allora, vediamo di capire più o meno come fare, intanto vi avevo detto che con le pelli volevo realizzare una bella, come dire, una specie di vestito, perfetto, abbiamo tutto ciò che ci serve per realizzare appunto la nostra prima magliettina, benissimo, vediamo di mettercela addosso, però sicuramente dobbiamo creare adesso delle mura, vediamo un pochettino, wood pillar, eccole qua, però mi sa che non abbiamo più legno ragazzi, dobbiamo ripartire nuovamente alla ricerca di qualcosa del genere, però io direi prima di fare una cosa del genere, vediamo di costruire una bella accetta di pietra, perché abbiamo sia pietre che legno per farlo, per velocizzare il processo di raccolta, perché altrimenti saremo molto limitati a questo processo. Allora intanto io direi di far tutto questo molto rapidamente, ricordiamoci l'albero, eccola qua la nostra fantastica magliettina, bene. Perfetto, l'abbiamo adesso indossata, quindi sicuramente l'icona del freddo diminuirà pian pianino e adesso dobbiamo ragazzi lanciarci immediatamente nella realizzazione magari di una bella accetta di pietra, però sicuramente ci manca un altro pezzettino di legno, la nostra grande quercia qui davanti a noi ce lo potrà consegnare però. Finalmente, allora 20 secondi ragazzi, partiamo nuovamente all'attacco, intanto da quelle parti cammina un orso ragazzi, un grizzly, forse un maiale, che cos'è questo da questa parte a sinistra? Date un'occhiata, eccolo, non potrebbe darci fastidio un altro po' di carne di maiale, però sicuramente dobbiamo prima chiudere la nostra bella porta di casa. Allora attenzione, vediamo se possiamo velocizzare questo nostro processo, ecco la nostra bella accetta, andiamo ragazzi, partiamo all'attacco. Allora ci serve altra legna, dimenticavo, altrimenti come dire, perdiamo di vista il nostro punto di incontro. Allora vediamo dov'è la nostra, eccolo qua, il nostro fuoco da campo, accendiamolo se c'è ancora della legna, maledizione ragazzi l'abbiamo finita, vediamo, e più legna ci mettiamo ragazzi sicuramente più durerà il fuoco. Eccoci, vediamo ancora un bel po' di legno da queste parti, cerchiamo di non perdere il senso dell'orientamento. Ok, vediamo, può bastare, benissimo. Andiamo, deve essere da queste parti. Eccolo, ecco ragazzi, potete vedere che adesso non si vedrà appunto un accidente, buio pesto diventerà tra poco. Allora, perfetto, così sicuramente avremo un punto di riferimento. Allora, sicuramente un altro difetto di questo gioco potrebbe essere che magari troppo realistico, sicuramente. Attenzione, cos'è quello da quelle parti? Non riesco a vedere nulla. Ok, sicuramente col passare del tempo, nel momento in cui arriverà la notte, ci saranno dei problemi perché non si vedrà proprio quasi nulla. E quindi probabilmente, ragazzi, nella registrazione potrete vedere delle parti molto scure. Però sicuramente questo non può essere un problema finché avremo delle torce. Ok, ecco altro legno qua davanti a noi. Con la fame sicuramente non ci sono più problemi. Vedete un po' quanto è stata velocizzata quanto è stato velocizzato il nostro processo di raccolta legna. Bene. Ole, finalmente un cielo stellato sopra la nostra capocciona. Intanto l'icona del freddo c'è sempre, intanto eccoci là, eccoci appunto, potete ben notare da quelle parti che si ritrova la nostra casa perché c'è il fuoco che sta appunto bruciando, date un'occhiata, appunto la legna che sta bruciando, potete dare un'occhiata appunto vicino a quella pietra, speriamo che quelle 5 assi di legno reggano. Intanto qui c'è un altro bel maialino davanti a noi, vediamo se possiamo cacciarlo, vieni qua, bello, vieni qua, no, non correre, sei la mia cena, maledizione, fermati, maledizione, fermati, guardate come corre però, eccolo, l'abbiamo quasi preso, fermati, maledizione, non mi fai dare colpi a vuoto che mi fai stirare un bicipite.
niente. Ok, eccolo qua. Vediamo di raccogliere, ragazzi, quello che possiamo. Benissimo, altra roba animale che stiamo raccogliendo. Magari per la notte ci alziamo, facciamo un bello spuntino di mezzanotte. Benissimo. Ok, altra legna da queste parti. Perfetto, vediamo un pochettino. E sicuramente, ragazzi, questa è un'ottima zona dove realizzare come dire, una casa, un'abitazione rudimentale, perché è importante sfruttare le risorse che ci sono qui intorno. Magari questo maialino che abbiamo qua a sinistra lo lasceremo magari per dopo. Ok, allora vediamo di non perdere il senso dell'orientamento. La nostra casa deve essere là sotto. Ok, vedo già il nostro fuoco da campo che sta ardendo direttamente da quella parte. Perfetto. Allora, vediamo adesso quello che possiamo combinare. Quanta legna abbiamo raccolto? 94 elementi di legna.